Tragedia in Marmolada, 2 alpinisti trovati morti alle prime luci dell'alba. Le vittime sono Filippo Zanin e Francesco Favilli, 36 e 44 anni, residenti entrambi nel Trevigiano, erano partiti ieri mattina presto per un'escursione. Al piccolo cimitero di Rocca Pietore, dove sono state ricomposte le salme, si sono riversati amici, familiari e colleghi. All'azienda Scarpa di Asolo lo sconcerto, il cordoglio dei vertici, siamo distrutti dal dolore. Temporali e grandine in arrivo nel Veneto, allerta rossa idrogeologica in buona parte del territorio. A partire dalla mezzanotte di oggi Vicenza dispone l'apertura del centro operativo comunale. Vandali sul tetto dell'istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna hanno scagliato le pietre contro Lucernari, l'ira del dirigente scolastico, sopralluogo della provincia per verificare i danni. Paura ieri sera a Fontane di Villorba per l'incendio in un appartamento di un condominio, 7 persone intossicate, la casa sotto sequestro, l'ipotesi di un cortocircuito. 2 furti in 10 giorni nell'abitazione di una famiglia di San Biagio di Callalta, casa completamente messa a soqquadro, il colpo in pieno giorno, rubati denaro, formaggi e vino. Si innamora online di un'avvenente ragazza che dice di chiamarsi Jasmine, ma è una truffa, vittima del raggiro un 23enne di Castelfranco, conto corrente prosciugato. Alla Mostra del Cinema di Venezia, riflettori puntati su Lady Gaga e sul film italiano in concorso Diva Futura di Giulia Stengenwald, che abbiamo incontrato. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Cominciamo subito, lo avete sentito dai nostri titoli, la tragedia in Marmolada, 2 alpinisti trovati morti alle prime luci dell'alba. Le vittime sono Filippo Zanin e Francesco Favilli, di 36 e 44 anni, residenti entrambi nel Trevigiano, erano partiti ieri mattina presto per un'escursione a Rocca Pietore. Si sono riversati amici, familiari e colleghi. La cronaca con le immagini di Stefano Bozzi. Sarebbero precipitati già sui primi tiri Filippo Zanin e Francesco Favilli, i 2 alpinisti di 36 e 44 anni trovati morti alle prime luci dell'alba sul versante bellunese della Marmolada. Avevano appena iniziato a scalare la via Don Chisciotte, Francesco e Filippo, quando per causa ancora da accertare sarebbe avvenuta la caduta fatale. I 2 amici, la passione per la montagna in comune e un impiego alla Scarpa di Asolo, avevano intrapreso la via di Buonmattino. È stata la moglie di Zanin a lanciare per prima l'allarme, non vedendo il marito rientrare. Sono circa le 23. L'ultimo messaggio senza risposta risale alle 2 del pomeriggio. Un silenzio che diventa un macigno e che assume di ora in ora i contorni del dramma, con la macchina dell'emergenza che si mette in moto e l'attivazione da parte del SUEM 118 del soccorso alpino della Val Pettorina. Scatta la mobilitazione, anche se notte. Quasi subito vengono trovate le macchine. Un primo importante indizio: una è parcheggiata a Malgaciapela, da dove erano saliti a Rifugio Falier, l'altra in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via. I soccorritori si concentrano così nell'area tra Malga Ombretta e il versante nord. Si spera in un ritardo sulla tabella di marcia, ma di Favilli e Zanin non c'è traccia. Parte la seconda fase. Una squadra sale fino al Rifugio Falier, oltre quota 2000, per osservare la parete con binocolo. Ancora niente da fare, serve aspettare l'arrivo con le prime luci dell'alba di Falco 2. L'elicottero si dirige subito sui ghiaioni alla base della parete. I corpi sono trovati senza vita. È l'epilogo di una notte concitata, senza tregua. Filippo e Francesco vengono portati nella cella mortuaria di Rocca Pietore, dove c'è spazio solo per il dolore dei familiari e dei colleghi di lavoro, quel lavoro che non era una semplice occupazione. Sono 2 ragazzi che come passione principale avevano la montagna e che quindi avevano trovato anche in ambito lavorativo il rispetto per la loro passione. Un arcobaleno nitido e dai colori lucenti si staglia nel cielo di Rocca Pietore. Il silenzio pervade le montagne. Filippo, originario di Fonte, viveva con la moglie Giulia e la figlia Emma, nata nel 2022 a San Zenone degli Ezzelini. Francesco, nato a Pordenone, risiedeva invece a Masera da qualche tempo. Lascia 2 figli di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Purtroppo la montagna richiede anche a volte dei sacrifici pesanti che non ci aspettavamo questa notizia in un giorno così normale per noi. Ecco. Questa notizia ci ha sconvolto, credo che anche tutti i colleghi che conoscevano sia Francesco che Filippo sono rimasti scioccati da questa triste notizia.
La notizia della morte dei due alpinisti è arrivata subito nell'azienda dove i due lavoravano nel settore delle calzature oggettistica per le attività di montagna. Abbiamo sentito l'amministratore delegato della Scarpa. Due ragazzi formidabili, che dire, molto amici nel lavoro, molto amici nella vita, e questa passione che li accomunava, quella di andare a scalare. Anche erano due alpinisti di grandissimo livello, tra l'altro, importanti anche qui all'interno dell'azienda come ruolo, quindi siamo rimasti scioccati, non abbiamo parole. Non ci sono parole per commentare la tragedia che si è consumata ieri sulla Marmolada, dove hanno trovato la morte Francesco Favilli, 44 anni, da 8 brand manager di Scarpa, e Filippo Zanin, 36 anni, da 6 responsabile della sezione sport marketing dell'azienda di Casella d'Asolo. Due colleghi gentilissimi e attaccati al loro lavoro, alla loro passione, tutto là. E poi attaccati anche alla montagna, visto che sono andati ad arrampicare assieme in una giornata che hanno scelto di ferie. La giornata era bellissima e probabilmente avevo visto anche il meteo, perché domani dava brutto, quindi avevano scelto questa giornata e purtroppo. Due persone speciali, sottolinea anche l'amministratore delegato, che applicavano ai prodotti la passione che avevano per la montagna. Un amore per le scalate, per la natura incontaminata, sempre mediato dall'esperienza incordata che aveva portato Favilli a scalare vette ben più difficili rispetto alle Dolomiti. Una per tutte, raccontano i colleghi, la spedizione di quest'estate in Sudafrica. Anche Filippo Zanin condivideva l'amore per la montagna e le scalate in parete, e ieri, approfittando degli ultimi giorni con solo il bel tempo della stagione, avevano preso ferie da trascorrere in cordata. Poi la mancata comunicazione di Zanin con la moglie, l'allarme al soccorso alpino, l'elicottero che si alza questa mattina alle 4:30 e il recupero delle salme subito dopo. Immediata la mobilitazione dell'azienda con i titolari Sando e Cristina Parisotto, che sono recati subito a Rocca Pietore, seguiti qualche ora dopo dalla dirigenza e dai colleghi dei due scalatori, dimostrando da subito che le due famiglie non saranno lasciate da sole. Andiamo su a Rocca Pietore, dove c'è... Ovviamente hanno portato i corpi questa mattina quando li hanno trovati, e adesso ci stiamo muovendo rapidamente. Purtroppo lasciano figli e delle famiglie. Quindi. Profondamente colpite anche le comunità dove i due scalatori abitavano. Ieri non mi è piaciuto bene. Lo conosceva? No, guardi, lasciamo stare, no, non lo conoscevo, eravamo qua vicini di casa, ma no, personalmente tanto. Ma comunque qua la conosceva, cioè giocava con un... No, buongiorno, buonanotte, basta. Una brava persona. Una bellissima persona. Stupiti ed addolorati i vicini di Filippo Zanin alla notizia della morte di ieri in parete sulla Marmolada. Filippo abitava da poco meno di 2 anni con la moglie Giulia e la loro bambina in questa villetta di via Colnù a San Zenone. Nato ad Asolo 36 anni fa, ha sempre vissuto a Onè di Fonte, dove il sindaco lo ricorda così. Filippo era una persona solare, davvero ogni volta che lo incontravi con lui ti strappava sempre un sorriso. E da piccoli appunto giocavamo insieme, perché i nostri genitori e loro sono amici di famiglia, nonché lui è anche compagno di classe di mia sorella, quindi ho davvero dei bellissimi ricordi di lui. Francesco Favilli invece era residente in questa casa al civico 13 di via Calmoreggio a Maser. Nato 44 anni fa a Pordenone, sposato con 2 figli, si era spostato da poco sulle colline asolane dal veneziano. Fortissima è la passione per la montagna, come la concentrazione per l'attività in azienda, che gli aveva dato poco spazio per la frequentazione con i vicini. Esperienze e spedizioni in tutto il mondo che aveva portato con sé sia nel lavoro che nei momenti liberi in solitudine come in compagnia. Per questo sono tanti i messaggi di cordoglio postati da questa mattina sulla sua pagina Facebook, alternati al ricordo delle tante esperienze in quella montagna che lui ha tanto amato. Cambiamo argomento, è in arrivo una perturbazione intensa sul Veneto nelle prossime ore. Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Previsto stato di allarme, forse riusciamo a farvi vedere la grafica, eccola qui, previsto appunto stato di allarme per criticità idrogeologica rossa nei bacini Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Po Basso, Adige,
Adige, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile e bacino in laguna. Le precipitazioni potrebbero interessare la regione già dalle prime ore di domani sulle zone occidentali e meridionali. Nel corso della mattinata tenderanno ad estendersi e intensificarsi. Il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese anche a carattere di rovescio e temporale, in genere più significative nella mattinata. Fenomeni più consistenti sono previsti sulle prealpi, su pianura e costa. E ora la cronaca. Vandali sul tetto dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna hanno scagliato le pietre contro i lucernari, lo sdegno del dirigente scolastico. Due veri e propri raid vandalici, ragazzini che sono saliti sul tetto della scuola ad un'altezza di quasi 12 metri, in mano bottiglie di birra, hanno iniziato a scagliare le pietre nel cortile, tutto immortalato nel video delle telecamere di videosorveglianza. Queste pietre erano state scagliate con forza perché appunto avevano scheggiato le betonelle dell'ingresso e quel collaboratore scolastico non ci siamo chiesti da dove venissero. Lui è salito sul tetto dell'impianto fotovoltaico e ha visto che effettivamente qualcosa che non andava c'era. Il tetto è raggiungibile da una scala antincendio, poi ci racconta il dirigente scolastico, rischiando di sfondare una vetrata inclinata, questi ragazzi hanno scavalcato il parapetto. Il primo giro hanno fatto 3 ragazzi verso le 2 di notte, sono saliti scale antincendio e hanno fatto questo percorso. Successivamente verso le 4 di notte, poco meno, sono arrivati in 6, si vedono che fanno le scale antincendio, quindi erano esperti dei luoghi perché l'hanno fatto senza esitazione, sono saliti e con la telecamera frontale che inquadra l'ingresso l'ingresso principale dell'Einaudi si vedono che sono sul tetto e si muovono seduti sul bordo, insomma a circa 12 metri di altezza, quindi in maniera anche molto pericolosa. Hanno lanciato con violenza i sassi centrando alcuni lucernari ma rischiando grosso. Per loro molto pericoloso perché il parapetto è circa 60 centimetri, quindi basta una spinta, oppure come abbiamo visto che sono saliti anche portando delle bottiglie di birra che stavano bevendo, insomma la poca lucidità all'ora tarda eccetera, qualche bravata poteva costar caro. Ragazzi che conoscevano la scuola e sapevano come raggiungere il tetto, ex studenti oppure studenti attuali. Qualcuno alla vista delle telecamere si è coperto il viso con la maglietta per non farsi riconoscere. Se dovessero essere ragazzi che frequentano la scuola, per loro scatterebbero i provvedimenti disciplinari. Intanto il dirigente scolastico ha già presentato denuncia ai carabinieri ed ora potenzierà il sistema di videosorveglianza. Fra l'altro, solo qualche giorno fa la scuola era stata presa di mira da alcuni ladri che hanno portato via una 50ina di sedie, antifurto inserito, qualcuno, ci dice Ballon, che aveva una copia delle chiavi. Sugli atti vandalici è intervenuto anche il presidente della provincia Stefano Marcon. Devo rinnovare con dispiacere l'invito al rispetto dei beni pubblici, ricordando che il danno causato ad un immobile di pubblica utilità e fruizione, così come qualsiasi struttura o risorsa comune, è un danno a discapito di tutti. Presentata questa mattina in questura la denuncia da parte dell'avvocata Barbara Vidotti e del suo legale Alessandro Doglioni nei confronti dei 2 minorenni che l'hanno aggredita sabato scorso in borgo Cavour, nel pieno centro di Treviso. Mi si sono avvicinati 2 giovani in bicicletta e da lì uno dei 2 mi ha sbarrato la strada e naturalmente in quel momento ho vissuto attimi di terrore, per cui mi sono letteralmente paralizzata. Ripercorre così l'avvocato Barbara Vidotti il pomeriggio di paura vissuto la scorsa settimana verso le 18 in borgo Cavour, quando è stata aggredita, un episodio che è culminato con la decisione di sporgere denuncia presso la questura per non lasciare impuniti i 2 minorenni protagonisti del grave episodio, poi allontanati da un commerciante intervenuto prontamente. L'avvocato Vidotti ha sporto querela per l'aggressione subita e l'autorità giudiziaria adesso farà delle indagini, le stanno già facendo, per appunto contestualizzare il fatto e cercare di individuare e poi perseguire gli autori del reato che è stato commesso. Noi l'abbiamo segnalato come violenza privata, poi verificheranno se ci sono anche altre fattispecie penali e poi bisognerà valutare anche l'età delle persone, perché in base al fatto se sono maggiorenni o minorenni ci sono percorsi giudiziari diversi.
L'avvocato Vidotti ha anche chiesto un confronto con il sindaco Mario Conte, che è stato molto accogliente. Al sindaco Conte ho espresso qualche mia idea in ordine proprio all'esperienza che ho e che ho maturato proprio di un'evoluzione giovanile che in questo momento è in forte disagio. Statisticamente ho notato un'evoluzione in questi ultimi anni, quindi questo è frutto sicuramente di uno stato sociale altamente mutato e quindi ci deve essere assolutamente un aiuto a famiglie e soprattutto di sostegno. La vicenda però ha lasciato il segno e l'avvocato conferma che da oggi ha un po' più paura a girare da sola per la strada. Certamente sì, considerato che è capitato in centro storico, quindi chiaramente zona dove tra l'altro vivo e quindi chiaramente lascia un segno indubbiamente, quindi ci si guarda alle spalle. Sentiamo dunque come risponde il sindaco Conte alle sollecitazioni che sono venute dagli ultimi episodi legati alle baby gang, confermando anche che il progetto degli operatori di strada continuerà. Noi tutto quello che potremo fare per arginare questo fenomeno, prevenire questi episodi e soprattutto preservare il futuro di questi ragazzi siamo disposti a farlo. Per me personalmente il tema del disagio giovanile è diventata una priorità nella mia agenda, prima di qualsiasi altro tema cittadino. Per me da oggi comincia una missione che è quella di camminare al fianco di questi ragazzi cercando di far capire loro che la vita è importante, che la vita è bella e che va vissuta con rispetto. Bisogna lavorare. Questa mattina ho incontrato le dirigenti scolastiche e poi ho fatto degli incontri con il prefetto, insomma ognuno deve fare la propria parte, i genitori devono fare i genitori e i ragazzi devono assumere atteggiamenti responsabili, quindi ringrazio l'avvocato Vidotti perché in realtà non abbiamo parlato di quello che gli è successo ma abbiamo parlato di futuro e di quello che si può mettere in campo attraverso dei tavoli di confronto e dei tavoli che possono poi apportare a delle iniziative per andare incontro alle esigenze di questi ragazzi e risolvere il problema, perché stiamo parlando di ragazzi che hanno tra i 13 e i 15 anni e che hanno tutto il futuro davanti e tra l'altro saranno i futuri adulti. Violenza, aggressività, baby gang per prevenire il disagio giovanile. FISM promuove dei corsi per aiutare i genitori di bambini nella fascia 0-3 anni nel loro percorso di crescita. Viviamo un tempo complicato, il fenomeno delle baby gang dimostra che riguardano in particolare ragazzi e adolescenti. L'adolescenza è l'età della vita in cui il bambino deve in qualche modo tagliare il rapporto con il genitore. Prevenire il disagio giovanile e dare sostegno a genitori sempre più in difficoltà. Sono questi gli obiettivi che FISM vuole raggiungere promuovendo la partecipazione a corsi a loro dedicati. Una serie di incontri con i docenti che li accompagneranno in un percorso di conoscenza e consapevolezza sul loro ruolo di genitore e accompagnare così i figli nella crescita ascoltando i loro bisogni. Come aiutare i genitori ad essere dei genitori consapevoli, compassionevoli, la tecnica del comparenting, cioè in grado di accettare se stessi, i propri errori, ma anche di incoraggiare i figli a essere quello che possono essere. È assodato dalle neuroscienze che i primi giorni di vita del bambino, cioè i primi 3 anni, sono fondamentali per la sua futura salute psicofisica. Si gettano le fondamenta della personalità di ogni bambino e bambina. Genitori si diventa una palestra per crescere insieme. Questo è il nome del percorso che punta a raggiungere più di 600 genitori. 63 edizioni, ogni edizione 10 incontri da 2 ore ciascuno con gruppi di genitori di massimo 10 genitori l'uno. Attimi di paura, quelli vissuti ieri a Villorba, in fiamme l'appartamento di un condominio, 7 persone intossicate. Le fiamme alte, il fumo nero e denso che ha invaso il condominio di via Trieste a Villorba. A causare l'incendio, verosimilmente accidentale, il cortocircuito di un'apparecchiatura elettrica. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dai cittadini che sono fuggiti subito in strada ed hanno allertato i vigili del fuoco. 7 persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, tra cui madre e figlia residenti nell'appartamento dove è scoppiato il rogo. Gli intossicati sono stati 7, 5 ricoverati a Treviso, 2 a Conegliano. Nella nottata sono rientrati tutti da famiglie
familiari perché la palazzina è interdetta, i 4 appartamenti sono stati interdetti per la notte. Sul posto anche i carabinieri del sindaco di Villorba Francesco Soligo, che si è attivato per trovare delle strutture per le 4 famiglie evacuate. Per la notte era impossibile rientrare in casa, quindi non sapendo se tutti quanti gli inquilini avessero dove andare a dormire, mi sono informato con 2 strutture del territorio per ospitarli. L'incendio è partito da una camera al primo piano. Sul posto una squadra del nucleo di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco per un sopralluogo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'appartamento è inagibile ed è stato posto sotto sequestro. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. Ci sono volute alcune ore per avere ragione delle fiamme, ma oltre al condominio ad avere danni anche il negozio sotto l'appartamento. Con l'intervento dei Vigili del Fuoco che aveva lo scopo di appunto spegnere l'incendio è scesa acqua sul nostro negozio nelle canalette. Questa mattina stiamo verificando, stiamo contando un po' i danni e stiamo mettendo in sicurezza la parte elettrica. L'odore acre del fumo è rimasto, le pareti annerite dal fuoco, i condomini sono potuti comunque rientrare a casa, sigiglia la porta invece per l'appartamento di madre e figlia. 2 furti in 10 giorni, colpita una famiglia di Cavrie di San Biagio di Callalta, casa completamente messa a soqquadro. Il colpo in pieno giorno, rubati denaro, formaggi e vino. Alle 2:30 sono andata sul mio posto di lavoro, alle 6 mi arriva quello che mi porta le bibite e mi dice: Patrizia, hai il portoncino aperto. Mio marito ha preso la macchina, è partito, è venuto a casa, sono andati di sopra, abbiamo trovato tutto devastato, tutto devastato. La porta forzata, la casa completamente a soqquadro. Sono entrati in pieno giorno nella casa di Patrizia e Giuliano a Cavrie di San Biagio di Callalta, una strada secondaria in mezzo alla campagna, ma comunque percorsa da macchine e mezzi agricoli. Senza scrupoli, malviventi entrati proprio dal lato che affaccia sulla strada. Questa per noi è la 5ª volta, non la prima, la 5ª. Sono state domenica scorsa, non questa, l'altra. Da mio figlio sono stati il venerdì prima. Dunque è un periodo che siamo mitragliati, non ce la facciamo più. È una sensazione che io non sto neanche ancora dormendo di notte, ok? E quella di ieri è stata proprio la fine. Infatti ho detto a mio marito: andiamo via. Derubati 5 volte in 8 anni, nessuna stanza è stata risparmiata. Tutti i cassetti tolti, armadi completamente svuotati, ante rotte, la camera da letto ribaltata alla ricerca di qualche valore. Perfino le agende sono state bruscamente sfogliate nella speranza di trovarci nascosto del denaro, soldi e alimenti, il bottino dei ladri. Tutti i vini di mio marito, un po' di oro, i braccialetti dei ragazzi, un braccialetto mio. Sui 300 euro mi hanno portato via tutto il grana, che io mi prendo mezza forma, me la faccio sottovuoto a pezzi, dei salami che avevo messo sul frigo. Stamattina mi sono accorta, mi sono portati via una scatolina, quella già preconfezionata, di prosciutto cotto, una di salmone. Mi mancava un bidone delle immondizie e loro probabilmente hanno messo tutto dentro là e se lo sono portati via. Malviventi che circa 2 settimane fa hanno fatto visita anche alla casa del figlio dei 2 coniugi nel centro di Cavrie. Rubato del denaro contante e qualche catenina d'oro delle piccole bimbe. Messa a soqquadro anche la loro cameretta, detto amareggiata alla nuora, portato via il loro salvadanaio, un gesto da vigliacchi. Ladri che pochi giorni dopo quel colpo hanno tentato di introdursi anche nella casa di via Marone. Mio marito a 00:30 aveva sete, è venuto giù, come che ha acceso la luce e aperto la porta, loro sono fuggiti. Secondo lei sono le stesse persone? Allora, quelle che sono venute domenica scorsa e queste secondo me sì, perché loro la domenica scorsa non hanno trovato niente, non sono riusciti a entrare e adesso si sono accattiviti. Ancora cronaca, si innamora online di Jasmine, ma è una truffa. Il servizio di Daniela Sizia. L'aveva conosciuta online, Jasmine, affascinante e dolce. Lui, 23enne di Castelfranco, se ne innamora ed inizia una relazione a distanza, o meglio via social. Ad un certo punto il ragazzo, sedotto, si fa convincere dalla sua bella a consegnare i codici di accesso dell'home banking. Una volta ottenute le credenziali, dal conto della vittima spariscono ben 6.000 euro. Con i soldi sparisce pure Jasmine, che poi si scoprirà essere un truffatore. Immediata la denuncia ai carabinieri da parte del giovane innamorato, sedotto
e abbandonato. Il truffatore è stato identificato dai carabinieri di Castelfranco Veneto e si tratta di un siciliano che appunto ha utilizzato questo stratagemma per spillare queste somme di denaro al truffato. Una truffa più che mai consolidata questa. L'appello dei militari dell'Arma è sempre lo stesso: fate attenzione. I consigli sono ovviamente di avere una certa diffidenza verso l'utilizzo di strumenti online per poter appunto effettuare acquisti, quindi una cautela ovviamente nel fornire i propri dati personali e anche un'attenzione nel cercare di comprendere se appunto si tratta di beni effettivamente esistenti o se si tratta di truffe. Scuola ora, mancano 900 insegnanti e il calo demografico ha eliminato 77 classi. Segnaliamo anche purtroppo nella provincia di Treviso, a causa dell'inverno demografico, un calo di alunni di 2.500 unità. Questo ha portato a far partire 77 classi in meno per quest'anno. Precarietà dei docenti e calo degli studenti causa inverno demografico. L'avvio della scuola in provincia di Treviso, previsto per l'11 settembre, non parte certo nel migliore dei modi, ma questa non è nemmeno più una novità. Ogni anno si arriva alla prima campanella con molti disagi e poche certezze. Soprattutto con i ritardi delle nomine dei circa 900 docenti che mancano all'appello per l'inizio delle lezioni. Mancano inoltre 300 persone tra il personale ATA, circa il 30% delle 99 scuole è senza un dirigente titolare. Solo 76 dirigenti scolastici sono di ruolo, 23 agli istituti ai quali è stata assegnata una dirigenza in reggenza. Per non parlare poi anche dei dirigenti che a causa di un ricorso che ha bloccato la graduatoria definitiva di un concorso riservato, abbiamo ben 22 dirigenti che gestiranno 2 scuole. Qualche miglioramento si registra per i direttori dei servizi amministrativi, il 70% è di ruolo rispetto al 60% dello scorso anno. Anche quest'anno l'organico di diritto, fissato a 9.000 docenti circa, non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di insegnanti delle scuole della Marca. Mancano all'appello almeno 900 posti, di cui 250 di sostegno. Siamo fortemente in ritardo con le supplenze, con le nomine delle supplenze dei docenti, con l'aggravio anche che ci ritroveremo al primo suono della campanella con docenti che corrono di qua e di là per capire in quale istituto sono stati assegnati. Sciopero e presidio dei lavoratori dalle 8 alle 10 di venerdì 6 settembre davanti al magazzino di Adora di Cairano San Marco per chiedere migliori condizioni di lavoro e il pagamento di somme arretrate per un totale di circa 246.000 euro. Sono sul piede di guerra i 32 dipendenti di DHL Supply Chain, divisione aziendale di DHL Group che si occupa di logistica, subentrata lo scorso 1 aprile alla Lognet nella gestione del magazzino, internalizzando i 32 lavoratori fino ad ora dipendenti dell'azienda trevigiana, ma sono emerse diverse criticità nei mesi e si è generato un consistente credito da parte dei lavoratori che venerdì sciopereranno per l'intero turno di lavoro, riunendosi in un presidio di protesta davanti alla Diadora per chiedere appunto migliori condizioni di lavoro e il pagamento delle somme arretrate. Andrea Ferrazzi nel Comitato Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile fa il punto sull'estate torrida e sul cambiamento climatico durante la tavola rotonda che si è tenuta a Palazzo dei 300. Le Nazioni Unite nell'ultimo report sull'ambiente del 4 giugno scorso hanno raccontato che il 2023 è stato l'anno con più caldo nella storia dell'umanità e rispetto all'era preindustriale c'è stato un aumento di 1,45 gradi centigradi e il problema serio per noi è che l'Europa aumenta il doppio della velocità, in particolare il bacino del Mediterraneo, cioè l'Italia è in pieno in questa crisi climatica che comporta tutte le devastazioni, trombe d'aria, alluvioni, grandinate micidiali e tutto quello che purtroppo riusciamo a vedere e possiamo vedere nelle nostre giornate.
Si è modificata anche l'intensità e la frequenza dei fenomeni, che ora sono più violenti e con gravi ripercussioni. Trombe d'aria come ci sono ormai da anni qui non c'erano mai state. La tempesta Valle nelle Dolomiti ne è stata una dimostrazione. Grandinate con chicchi grandi come piccole meloni non ci sono mai state. Chicchi che stanno distruggendo le case. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando purtroppo una normalità nel nostro territorio e non c'è dubbio alcuno che questo dipende dal cambiamento climatico in corso. Il nuovo Green Deal europeo potrebbe invertire questa tendenza? Chi investe nell'ambiente, nella sostenibilità a 360 gradi, sono le imprese che poi fanno profitti. I paesi che stanno investendo in quelle direzioni sono i paesi che stanno creando benessere. Biden sta facendo questo, ma anche la Cina sta investendo tantissimo nel Green Deal e nel Digital Green. Ma la vera sfida del futuro si giocherà sull'acqua. E la guerra dell'acqua e sull'acqua è già uno degli elementi centrali dei conflitti internazionali e anche dei conflitti all'interno della nostra nazione. Si pensi appunto ai conflitti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, lì vogliono tenersi l'acqua, qui invece l'industria e l'agricoltura li vuole. Serve dunque una politica oculata, una politica che comprenda che l'acqua è l'oro blu, davvero, ed è quello che non può mancarci, perché noi possiamo vivere senza l'oro giallo, cioè l'oro, appunto quello classicamente inteso, possiamo vivere senza l'oro nero, cioè il petrolio attraverso la transizione, non potremo mai vivere senza l'oro blu che è l'acqua, cioè la nostra vita. E si terrà con tutta probabilità nell'auditorium di Santa Caterina in Ona Prato della Fiera la serata della festa democratica organizzata dal Partito Democratico con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. La festa è iniziata martedì, ma da domani entrerà nel vivo con la presenza del primo big, il presidente appunto della Regione Campania, ma il previsto maltempo ha spinto l'organizzazione a chiedere al Comune uno spazio al chiuso ed è stato messo a disposizione l'auditorium in centro città, dove De Luca, nel caso Prato della Fiera fosse impraticabile, incontrerà i Dem e il pubblico a partire dalle 21. Parleremo di Mostra del Cinema subito dopo la pubblicità. Eccoci in diretta edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come promesso parliamo ora di Mostra del Cinema a Venezia, riflettori puntati su Lady Gaga e sul film italiano in concorso Diva Futura. È Lady Gaga a tenere in paziente attesa il popolo dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista torna in laguna per la continuazione di Joker, che nel 2019 nel primo episodio è valso il Leone d'Oro. È bello vedervi qui oggi. Credo che il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è molto particolare. Non direi che è un musical, in verità è qualcosa di diverso. Il modo in cui la musica viene utilizzata dà e consente ai personaggi di esprimersi. Ma questa è anche la giornata di Diva Futura, quarto film italiano in concorso della regista Giulia Stegevard, con Pietro Castellito che interpreta Riccardo Schicchi. Quando ho letto il romanzo di Deborah Attanasio e poi approfondendo ulteriormente la storia ho trovato delle tematiche estremamente attuali che mi hanno colpita, e poi ho trovato una grandissima umanità all'interno di questo racconto, e quindi ho avuto proprio voglia di dedicarmi per gli anni che ho dedicato a questo film. Pietro Castellitto e Barbara Ronchi hanno trovato, diciamo, proprio una sintonia immediata, sembravano due compagni di scuola, due compagni di merende, e con loro il lavoro è stato estremamente naturale e semplice. Tornare oggi qui con molta più consapevolezza e anche veramente sinceramente contenta che abbiano deciso di selezionare il film in concorso è molto bello. Un saluto a tutti e spero stiate godendo di questo festival. E ora le notizie dal Bellunese. Una giornata nera sulle Dolomiti perché c'è stato un tragico incidente nell'area delle Pale di San Lucano a Taibon a Gordino. Un 33enne inglese ha perso la vita precipitando dopo essersi buttato con la sua tuta alare dal civetta. Con gli amici si era dato appuntamento in un luogo e orario precisi. Non vedendolo arrivare, i due hanno subito lanciato l'allarme al 118 temendo il peggio. Scattate prontamente le ricerche del 33enne da parte del soccorso alpino. Intervenuto anche l'elicottero
elicottero d'emergenza. Dopo lunghe ore di ricerca il corpo dell'uomo è stato trovato intorno alle 16 tra le rocce. Insomma, lo dicevamo, giornata nera anche perché intorno alle 10:40 Falco 2 è decollato in direzione dei Monti del Sole, dove un'alpinista era caduta percorrendo il primo tratto della via normale al bus del Diaol al confine tra Sedico e Sospirolo. Mentre la quarantenne di Bassano del Grappa stava salendo, si erano smossi dei sassi e lei era volata una decina di metri, trattenuta dal compagno con la corda. Raggiunto il luogo dell'incidente a 1900 metri di quota è stato calato il tecnico di elisoccorso, seguito poi da medico e infermiera, che hanno subito prestato le prime cure all'infortunata, che manifestava un sospetto grave politrauma. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso. E Falco 2, il secondo elicottero dell'US Dolomiti, per il periodo estivo ha già effettuato 152 interventi in meno di 2 mesi, a parlare di una stagione nera per l'escursionismo sulle montagne bellunesi, che appunto oggi ha visto morire 2 scalatori, oltre al base jumper, il commissario dell'US Dolomiti Giuseppe Dalben. Un numero davvero importante che ci fa riflettere, dice, sulla imprevedibilità della montagna e da un lato sulla necessità di usare prudenza e avere consapevolezza del limite dell'alto. Tragedia sul ponte Cadore, lo ricorderete, pochi giorni fa, disposta l'autopsia sul corpo di Vincenzo Martinazzo, il 75enne che 2 giorni fa appunto si è schiantato contro un camion tra Perarolo e Pieve sulla statale 51 di Alemagna. Si ipotizza il malore all'origine della perdita di controllo dell'auto. Coinvolti nell'incidente 3 auto e un camion, viabilità in tilt, giornata di delirio per il traffico nel Bellunese, camion fermi per ore sul ponte in attesa della liberazione della strada. Sulla vicenda è tornata la sindaca di Pieve Manusci, che ribadisce la necessità della messa in sicurezza di quel tratto di Alemagna, intervenendo anche con dei divisori fissi. E con questo si chiude questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.